Eccoci nuovamente in diretta, direttamente sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Noi siamo in diretta dalla sede dell'Associazione Bellunesi nel Mondo in via Cavour 3 a Belluno. Siamo arrivati alla terza parte di questa giornata dei Veneti nel mondo, la grande storia dell'immigrazione veneta. E come vi ho anticipato poc'anzi, adesso darò subito la parola al nostro direttore, al direttore responsabile della rivista Bellunesi nel Mondo, Dino Bridda, che ci parlerà di 5 illustri bellunesi poco conosciuti. Sarà un viaggio, grazie a Dino Bridda, in uno spazio-tempo di secoli. Si partirà dal 600 fino ad arrivare al 900. Davvero un percorso storico che ci farà conoscere o riscoprire personaggi bellunesi straordinari che, ahimè, sono poco conosciuti in provincia di Belluno in Veneto, ma grazie anche alla giornata dei Veneti del mondo di oggi, ve li faremo conoscere. Quindi do subito la parola e le immagini a Dino Bridda. Grazie ancora, Dino. Benvenuti a questo nostro incontro, a questa conversazione nell'ambito della giornata Veneti nel Mondo 2021. Sarà una conversazione basata su personaggi della storia bellunese. Viene presentato quindi dalla nostra associazione Bellunesi nel Mondo in collaborazione con il nostro museo interattivo delle migrazioni, la biblioteca delle migrazioni Dino Buzzati, Radio ABM dalla quale stiamo trasmettendo e Aleteia, che è centro studi appunto sulle migrazioni. Possiamo dare questo titolo: l'ingegno bellunese non conosce confini, e poi vedremo perché questo titolo a questa nostra conversazione. Sono infatti delle storie poco note di illustri bellunesi nel mondo, e della quale vi diamo conto che forse tante volte non sono proprio conosciuti in terra d'origine, mentre sono molto conosciuti di più in terra di emigrazione. Noi sappiamo che sono partiti migliaia e migliaia di bellunesi, centinaia di migliaia di veneti per tutti i continenti. Hanno esercitato anche i mestieri più umili, ma ci sono anche alcuni che eccelsero nella loro professione. Noi puntiamo l'attenzione proprio su questi, su 4 di questi. E incominciamo con Francesco Saverio Pellizzari, che era originario del comune di Sospirolo, appunto in provincia di Belluno. E la sua vicenda umana e anche professionale si snoda fra Sospirolo e Buenos Aires, quindi l'abbiamo già inquadrato. Nasce in questa casa di Sospirolo il 26 giugno del 1856 da Luigi e Maria Caterina Mezzacasa ed è il settimo di 9 figli. Trascorre la giovinezza a Sospirolo, nell'azienda di famiglia, e fra le varie attività praticate dal padre c'è quella di impresario edile. La sua azienda è specializzata nella costruzione di strade. Il padre di Francesco Saverio, fra le altre realizzazioni in zona, costruisce la strada delle Tranze, che da Sospirolo porta all'imbocco della valle del Mis. Il padre di Francesco Saverio è un titolare della concessione per il mantenimento della fontana del paese, vende articoli di ogni genere, possiede veicoli per trasporto di cose e persone da e per Sospirolo e effettua anche compravendita di immobili. Grazie a tutte queste attività che lo mettono in luce in paese, gli viene nominato consigliere della municipalità sospirolese. La famiglia della madre invece è una mezzacasa e nota a quei tempi per l'esercizio di una fiorente officina fabbrile nella località di Piz, sempre di Sospirolo. Si ha motivo di ritenere che in seguito i suoi membri avrebbero avuto una parte nella costruzione del Teatro Colón di Buenos Aires per quanto riguarda le parti metalliche degli infissi. Allora, di questo teatro ne parleremo più avanti. Nel 1886, scomparsi entrambi i genitori, il giovane Francesco Saverio sente il richiamo dell'avventura e, come tanti suoi conterranei, prende la via delle rotte navali per il Sud America in cerca di fortuna. A Buenos Aires Francesco Saverio porta con sé un po' di esperienza di lavoro acquisita a fianco del padre nell'impresa di famiglia, ed è un giovane, un temperamento intraprendente, ma presto non fa fatica a inserirsi nella numerosa e anche, diciamolo pure, potente comunità italiana di Buenos Aires. Nel 1888 il vecchio teatro Colón aveva chiuso i battenti e bisognava costruirne uno nuovo. Vi si cimenta l'impresario genovese Angelo Ferrari su un progetto dell'architetto marchigiano Francesco Tamburini. Alla fine del 1890 l'architetto Tamburini muore e la direzione dei lavori viene assunta da un altro italiano, Vittorio Meano.
Francesco Saverio ha da poco stretto rapporti di amicizia proprio con Vittorio Meano, che è un piemontese di Susa, che sarà poi il futuro progettista del Teatro Colón nel 1892, ma anche del Palazzo del Congresso di Buenos Aires e del Palazzo Legislativo di Montevideo in Uruguay. Nel frattempo, deciso a stabilirsi definitivamente a Buenos Aires, Francesco Saverio conosce la giovane Maria Laura De Gennaro. Maria Laura proviene da una famiglia di emigrati italiani dalla Puglia che sono particolarmente attivi nel campo dell'edilizia. I due si sposano quindi nel 1893 e avranno in seguito 4 figli. Francesco Saverio, ben introdotto nell'ambiente dei costruttori della capitale argentina, stringe anche un rapporto di collaborazione lavorativa con un altro italiano, Italo Armellini. Armellini è originario di Cividale del Friuli e con lui nel 1893 Francesco Saverio forma l'impresa di costruzioni del Teatro Colón, Pellizzari e Armellini. Lo stesso Armellini è l'architetto della Casa de Máquinas de los Obras Sanitarias e di numerose costruzioni nel centro storico della capitale argentina. Nel 1904 Francesco Saverio partecipa anche alla realizzazione della pavimentazione del padiglione argentino della Esposizione internazionale di St. Louis negli Stati Uniti. Grazie all'amicizia con un altro italiano, Vittorio Cestari, contribuisce poi alla realizzazione del Giardino Zoologico di Buenos Aires. Nel 2016, dopo 140 anni di attività, il Giardino Zoologico di Buenos Aires è stato chiuso, smantellato e gli animali trasferiti in riserve e rifugi. Un'altra grande opera realizzata da Francesco Saverio è il portico di entrata del monumentale cimitero della Chacarita. E nello stesso monumentale cimitero della Chacarita poi lui stesso sarà sepolto. La premiata ditta Pellizzari e Armellini infonde tutte le sue energie nella costruzione del teatro, i cui lavori dureranno quasi 20 anni, dal 1889 al 1908. Nella fase finale, sempre con il socio Armellini, Francesco Saverio partecipa alla gara d'appalto per i lavori di costruzione del palcoscenico e delle adiacenze del Teatro Colón. La vince aggiudicandosi anche l'ultimo e importante lotto di lavori. L'opera si presenta subito molto ambiziosa, ma Francesco Saverio ama le sfide e vi si butta a capofitto assieme al socio friulano. I lavori per questo grande teatro subiscono varie interruzioni e procurano non poche amarezze a Francesco Saverio. Esasperato dalle continue interruzioni, fra l'altro egli al fine di concludere l'opera ci rimette anche di tasca propria. Così i lavori per il momento possono continuare e la grande opera edilizia comincia a prendere forma nel contesto urbano di Buenos Aires. Vediamo alcuni particolari dei progetti. Per tutta la durata dei lavori sono molti e diversi i subappaltatori e i fornitori con i quali lo stesso Francesco Saverio è costretto a mercanteggiare. È anche preoccupato dell'aspetto economico e si batte per mantenere l'equilibrio finanziario necessario per un'opera così grande. E il 1 giugno 1904, quando la costruzione generale è già in fase avanzata, manca tragicamente il direttore dei lavori Vittorio Meano. All'epoca erano in avanzata realizzazione numerosi e preziosi interni e numerosi particolari dei quali vediamo in questo momento i bozzetti originali. Era stato già completato anche il sontuoso foyer della platea e dal 1905 al 1908 vengono completati tutti i lavori, sia esterni che interni, comprese le ricche decorazioni. I lavori si svolgono sotto la direzione del belga Julio Dormal, con il quale Francesco Saverio ha parecchi contrasti. Tutto ruota attorno ai contrasti e alle divergenze di opinione fra progettisti e direttore dei lavori, ma chi lavora indefessamente e senza tanti clamori è proprio lui, Francesco Saverio, mentre il suo socio Armellini soffre la situazione. Armellini è debilitato fisicamente e moralmente da questi frequenti e burrascosi contrasti con Julio Dormal. E così Armellini decide di ritirarsi dall'impresa. È l'11 aprile 1907. Italo Armellini scomparirà poi 2 anni dopo. Francesco Saverio, così, completa da solo i lavori, si fa carico dell'attivo e del passivo della disciolta società con Armellini.
Tutto deve finire per la primavera del 1908 con la inaugurazione che è già stata fissata. E infatti questa solenne inaugurazione del nuovo e monumentale teatro avviene il 25 maggio 1908 e va in scena una sontuosa rappresentazione dell'Aida di Giuseppe Verdi. Il capolavoro verdiano viene rappresentato dalla gran compagnia lirica italiana di Luigi Mancinelli. L'opera, assai spettacolare, è la degna cornice per una grande inaugurazione e per un grande teatro come il prestigioso Colón di Buenos Aires. Dopo l'Aida segue l'Amleto di Saverio Mercadante. L'opera di Mercadante è interpretata dal grande baritono italiano Titta Ruffo. Ma c'è un grande assente, proprio lui, Francesco Saverio Pellizzari. È rimasto disgustato dalle ultime vicende che lo hanno costretto a ricorrere al tribunale per incassare le anticipazioni che aveva prestato di tasca sua, perdendo pure la causa. Deluso da tutto ciò, ha meditato da tempo di tornarsene in Italia, non appena ultimati i lavori del teatro, che lui avverte come una sua creatura. Molto amareggiato, ferito nel suo orgoglio di appassionato costruttore, Francesco Saverio qualche giorno prima della inaugurazione scende dal grande scalone monumentale e lascia Buenos Aires in silenzio. Moralmente fiaccato da tante tristi vicissitudini, decide di ritornare in Italia, si ristabilisce nella natia Sospirolo. Qui può godere di un'agiata situazione economica grazie ai beni ereditati dal nonno Marco, dal padre Luigi, dal fratello Antonio e ai propri beni che gli permettono di compensare le perdite subite a Buenos Aires. Nel 1916 compra dal conte Luigi Miari una casa a Sospirolo che ristruttura. Sarebbe poi divenuta Villa Pellizzari, ancora oggi così conosciuta. Dopo la fine della Grande Guerra, Francesco Saverio si trova sovente in disaccordo con l'amministrazione comunale e più tardi manifesta disagio e dissenso nei confronti della politica del regime fascista. A malincuore molla tutto e nel 1929 preferisce fare ritorno in Argentina. Il 19 aprile del 1931 gli esiti di una miocardite cronica gli stroncano la vita. Come detto, viene sepolto nel cimitero del Chacarita, che porta appunto la sua firma. Nel suo soggiorno a Sospirolo egli aveva bene meritato nei confronti della comunità sospirolese e per tale motivo il Papa Benedetto XV gli aveva assegnato il titolo e medaglia di benemerito della collettività. L'arciprete Don Gregorio Dell'Otto aveva più volte testimoniato la generosità di Francesco Saverio nei confronti della chiesa parrocchiale, alla quale egli aveva elargito parecchi contributi in denaro per abbellirla. Nel 1949 gli viene dedicata un'ala della locale casa di riposo, quale riconoscenza per un contributo di 230.000 lire ricevuto dai figli di Francesco Saverio. Negli ultimi anni, figura e opera di Francesco Saverio Pellizzari sono state finalmente rivalutate e gli si è riconosciuto il merito della realizzazione di quel teatro nel quale si sono esibiti i più grandi artisti del mondo. Abbiamo visto appena Maria Callas, Astor Piazzolla. Per circa mezzo secolo però non ci si ricordò di lui, né in Argentina né in Italia. Nel 1958, in occasione del cinquantenario dell'inaugurazione, il quotidiano La Nación scriveva: «Fu Francesco Pellizzari un uomo di vocazione laboriosa, la cui attività fu legata a diverse opere di importanza per la vita di Buenos Aires e del paese». L'articolo faceva riferimento al centenario della nascita di Francesco Saverio, ma lo fece, ahimè, con 2 anni di ritardo. Sempre il 25 maggio del 1958 il quotidiano La Nación scriveva: «Oggi incomincia una nuova stagione lirica nel Colosseo Comunale. L'importante data contribuirà ad evidenziare non pochi aspetti della storia del Colón, degni per l'una o l'altra ragione di essere ricordati e che gli anni contribuirono a relegare nell'oblio». Tale, fra gli altri, è il caso del costruttore Francesco Pellizzari, che non solo portò la sua impresa a erigere il teatro, ma soprattutto, contribuendo col proprio denaro, assicurò l'essenziale finanziamento. E nel 1989, quando viene apposta la targa che dichiara il Teatro Colón monumento storico nazionale, vengono nominati gli architetti Tamburini, Meano, Dormal, ma di Francesco Saverio Pellizzari non c'è menzione alcuna. Il Colón rimane sempre uno dei più grandi teatri del mondo,
che fu dedicato a un grande italiano, Cristoforo Colombo, e costruito da un altro grande italiano, cioè Francesco Saverio Pellizzari. Questo intraprendente impresario e costruttore approdato in Argentina con una valigia carica di sogni, ma capariamente deciso a sfondare. Nel 2008, in occasione del centenario dell'inaugurazione del Colón, si sono svolte varie manifestazioni in memoria del Pellizzari. E sempre nel 2008, a cura di Amalia Pellizzari, è stato pubblicato un libro che ripercorre la vita e le opere di Francesco Saverio. Il comune di Sospirolo gli ha doverosamente intitolato la sala del centro civico. E questo è Francesco Saverio Pellizzari, il vero artefice del Teatro Colón di Buenos Aires. Andiamo quindi avanti dopo l'illustrazione della figura di Francesco Saverio Pellizzari con un altro bellunese che ha lasciato delle tracce importanti all'estero. Intendiamo parlare di Pietro Gonzaga, originario di Longarone. Pietro Gonzaga dalla piccola Longarone arrivò fino alla corte dello zar di tutte le Russie. Pietro di Gottario Gonzaga nasce appunto a Longarone il 25 marzo 1751 da Francesco e dalla nobile bellunese Anna Maria Grini. Il padre è un decoratore di case private e palazzi pubblici, come quello della magnifica comunità di Pieve di Cadore. Ecco l'interno del stesso palazzo. Nel 1767 Pietro ha occasione di collaborare con la famosa dinastia di decoratori e architetti dei Galli da Bibbiena. Così Pietro ha modo di partecipare alla ricostruzione e alla decorazione di vari teatri del Veneto. E sin da giovane Pietro ha la fortuna di frequentare i massimi scenografi europei, dai quali apprende molti segreti del mestiere lavorando a bottega, e si entusiasma a tal punto da voler intraprendere la loro stessa carriera. Il padre quindi lo manda a studiare a Venezia, nella bottega del vedutista Giuseppe Moretti, allievo del Canaletto. Entra così in contatto con i vedutisti veneti più celebrati del momento, che operano nell'ambito della prestigiosa Accademia delle Belle Arti e all'ombra della quale egli si esercita con profitto in un tirocinio importante. Il giovane Pietro studia prospettiva e colore alla scuola dei grandi maestri della scuola veneta. E determinante è l'influenza dell'incisore veneziano Giovan Battista Piranesi, che è riconosciuto un maestro della prospettiva angolare. Nel 1772 Pietro lascia Venezia, si reca a Milano a fare pratica diretta con i fratelli Galliari, allora all'apice della fama di grandi scenografi, e con loro Pietro lavora in vari teatri, il Ducale di Milano, il Regio di Torino, il Carignano di Torino sempre, e durante il tirocinio nella bottega dei Galliari Pietro ha modo di avvicinare altri grandi artisti del momento e di imparare da loro le varie tecniche di pittura, scultura, decorazione e scenografia. Ma il più importante di tutti è sicuramente il contatto con il milanese Andrea Appiani, che è uno dei maggiori esponenti italiani del gusto neoclassico. Poi, nei suoi soggiorni a Torino, intervallati al lavoro nei teatri milanesi, Pietro conosce l'opera del grande architetto siciliano Filippo Juara, l'autore della Basilica di Superga e anche del campanile del Duomo di Belluno. Nel 1778 Pietro ha un ruolo importante nella inaugurazione del nuovo Teatro alla Scala di Milano, ricostruito dopo l'incendio di 2 anni prima. Sulla scena scaligera Pietro firma poi le scenografie di parecchie opere e balletti fra il 1778 e il 1792. Nel 1781 è molto importante per Pietro un soggiorno a Roma, dove viene chiamato per l'inaugurazione del Teatro Alibert. Alla corte papale riscuote quel grande successo che gli apre le porte dell'Accademia di San Luca quale socio di merito. Nel 1782 Pietro collabora col Teatro Regio di Parma per l'allestimento di alcune opere di Domenico Cimarosa e nella città ducale viene nominato membro onorario, poi professore dell'Accademia di Belle Arti. Negli anni 80 del secolo XVIII Pietro è molto attivo in varie città italiane: Monza, Alessandria, Mantova, Crema e Genova. E in quegli anni lavora per l'allestimento di opere di musicisti di vaglia, come ad esempio Luigi Cherubini e anche Giovanni Paisiello.
Nel 1789 lavora per la inaugurazione del Teatro della Pergola di Firenze. Nel 92 esegue le scene del ballo Amore e Psiche e la decorazione del sipario in occasione della inaugurazione del Teatro della Fenice a Venezia. Qualcuno, sulla scena internazionale, ha già cominciato a notare la bravura e l'arte di Pietro Gonzaga. Infatti in un suo viaggio in Italia così scrive Giacomo Quarenghi, che era il grande architetto di Caterina II. Qui presentemente si dubita che vi possa essere bisogno di un pittor teatrale, il quale sia uomo di buona condotta, lesto nel lavorare, di buon gusto e di una invenzione fervida. Mi dicono che un certo signor Gonzaga è delle qualità qui indicate. Per Pietro Gonzaga quindi stanno per aprirsi niente meno che le porte della prestigiosa corte imperiale russa. Nel 1789 il principe Nikolai Borisovich Yusupov, in un viaggio in Italia, ha l'opportunità di ammirare le opere del Gonzaga e nel 1791 il principe diviene direttore generale dei teatri imperiali e quindi propone a Pietro un contratto di peintre en chef avec autorité sur tous les autres peintres. E Pietro firma il contratto il 13 giugno del 92, parte per San Pietroburgo con la moglie Carlotta Vannini, che era stata sposata a lui a Milano nel 1786. Pietro opera subito quale direttore delle scene imperiali a Pietroburgo e a Mosca, imprimendo una grande spinta innovatrice all'arte decorativa e scenica. I primi lavori vedono la luce già nel 92, fra di essi i disegni e i progetti per un nuovo piano del parco del Palazzo Imperiale di Pavlovsk, oggi custoditi al Museo dell'Ermitage a San Pietroburgo. La prima messa in scena è l'opera ispirata all'antico mito di Amore e Psiche, e le musiche sono del veneziano Baldassare Galuppi, che le completa nella primavera del 1793. Ciò avviene in occasione delle nozze del nipote di Caterina II e futuro zar Alessandro I con Luisa Maria Augusta, principessa di Baden. Il successo è immediato e nel 1794 Pietro si stabilisce in un suo atelier presso il Teatro dell'Ermitage. Entra a far parte dell'Accademia di Belle Arti di Pietroburgo, prima come professore, poi come membro onorario. Pietro svolge una intensa attività dal 95 al 97, dividendosi spesso fra i vari teatri imperiali russi, per i quali firma l'allestimento di molte rappresentazioni sceniche e cerimonie di corte. Nel 1796 Pietro è l'artefice delle imponenti celebrazioni per i funerali della zarina Caterina II e per l'incoronazione di Paolo I. Nell'anno 1800 Pietro pubblica a Pietroburgo il suo libro di scritti La musica degli occhi, nel quale esprime il manifesto del suo credo artistico con una serie di riflessioni sull'arte figurativa e la scenografia. Dice fra l'altro: i toni dei colori si innalzano e abbassano come i toni dei suoni, lì si combinano in relazione l'uno con l'altro, si contrappongono, si mescolano per formare un unico tema nel quale non si può cambiare nulla senza rovinare il tutto. Dal 1798 Pietro comincia a realizzare le sue concezioni teoriche nei lavori di sistemazione del parco imperiale di Pavlovsk. I lavori di sistemazione gli vengono affidati da Paolo I e da sua moglie Maria Fiedorovna. Nel primo decennio dell'Ottocento, negli ambienti culturali russi, il nome dell'italiano Pietro Gonzaga è di certo fra i più conosciuti e degni di ammirazione. Nel 1814 Pietro è l'artefice dei festeggiamenti in onore di Alessandro I, vincitore di Napoleone, con allestimenti di opere liriche e di balletti che riscuotono enorme successo. Nel 1817 Pietro è chiamato a sovraintendere ai festeggiamenti per le nozze di Anna Pavlovna Romanova, sorella dello zar, con il principe ereditario di Olanda Guglielmo. I festeggiamenti nuziali si tengono principalmente nel sontuoso Palazzo dei Tauride a San Pietroburgo. Fra il 25 e il 26 Pietro firma la regia di due importanti avvenimenti per la corte imperiale russa, ovvero i funerali dello zar Alessandro I e la fastosa cerimonia di incoronazione del suo successore Nicola I. All'apice della carriera e del successo, nel 1827 Pietro riceve la carica onorifica di architetto della direzione dei teatri imperiali, alla quale ambisce da parecchio tempo.
e con la qualifica di architetto di ottava classe, il più elevato della gerarchia civile zarista, Pietro Gonzaga è ormai padrone incontrastato delle scene dei maggiori teatri di San Pietroburgo e Mosca. Nel 28, carico di gloria artistica e di fama, Pietro va in congedo dal servizio definitivo, lasciando nei teatri e nei palazzi imperiali della corte russa centinaia di bozzetti e disegni che raccontano eloquentemente la sua arte, come possiamo certamente ammirare da queste bellissime immagini. Con queste realizzazioni, quindi, Pietro Gonzaga da Longarone aveva conquistato la corte imperiale russa. Il 25 luglio del 1831 Pietro Gonzaga da Longarone, a causa del colera, conclude la sua esistenza terrena a Pietroburgo e viene sepolto nel cimitero di Folkov. Lo stesso cimitero accoglie i resti dello scopritore della tavola periodica degli elementi Dmitri Mendeleev e del grande scrittore e poeta russo Ivan Turgenev. Che cosa rimane nella cittadina natale del grande scenografo imperiale, nel ricordo e nell'onomastica di Longarone sino al disastro del Vajont? La piazza principale del paese, situata nella contrada più importante, prende proprio il nome di Piazza Gonzaga sin da pochi anni dopo la sua morte. Sulla sinistra, come si può vedere, la casa natale di Pietro Gonzaga. Ecco un'altra immagine, anche qualche esercizio commerciale sempre nella piazza, e qualche esercizio prende anche il nome di Gonzaga, come vediamo questo caffè Gonzaga. Si ha testimonianza anche dell'esistenza di un istituto tecnico nazionale inferiore, Pietro Gonzaga, chiuso nel 1927 per mancanza di iscrizioni. Oggi, dopo la ricostruzione post-Vajont, la denominazione di Piazza Gonzaga è stata ripristinata e al grande scenografo è stata intitolata anche la locale scuola media. Ma solo nel 1986 però fu allestita una mostra delle sue opere, come possiamo vedere da queste immagini e dal catalogo. Una osservazione importante di Pietro Gonzaga: ogni artista è inventore quando compone di sua fantasia, traccia reminiscenze di ciò che ha osservato nel più aperto e, per così dire, senza saperne la ragione, risulterà molto più interessante. Abbiamo la nostra conversazione con un bellunese nato proprio nel territorio del comune di Belluno. Intendo parlare di Primo Capraro. Anche questo può essere riassunto a tutta la sua vicenda umana e professionale con la frase dalle Dolomiti alle Ande, forse una frase un po' scontata, ma meglio ancora da Castellón a San Carlos de Bariloche. E qui entra il solito tema molto conosciuto negli ambienti della nostra emigrazione, riassumibile anche con il termine America. E con questa speranza che era chiamata Sud America alla fine dell'Ottocento e anche agli inizi del Novecento. Sono stati molti i nostri emigranti, bellunesi, veneti, che furono allettati dalle offerte dei governi del Sud America e degli agenti dell'emigrazione. Venne loro prospettato che al di là dell'Oceano Atlantico vi erano grandi possibilità di lavoro, terreni da coltivare e un futuro di grande prosperità. Ciò caratterizzò i grandi flussi migratori della fine dell'Ottocento e degli inizi del Novecento. Possiamo definirli oggi come i viaggi della speranza. Ecco, Primo Capraro nacque proprio negli anni del primo grande flusso migratorio verso le Americhe. Era nato a Castellón di Belluno nel 1875 da Raimondo e da Maria Luisa Cibien. Era il primo di 12 fratelli. Conseguito un diploma tecnico, prestò servizio militare arruolandosi nel 1895 nell'Arma del Genio. Dopo il servizio militare, constatato che a Belluno il lavoro scarseggiava, Capraro emigrò in Germania. Poi per qualche tempo lavorò anche in Inghilterra. E infine scelse anche lui l'America e si trasferì in Messico. Successivamente dal Messico si trasferì in Perù, dove venne raggiunto dalla lettera di un amico. Questo amico gli proponeva di continuare il viaggio verso sud alla ricerca di nuove fortune. E l'amico gli prospettava l'acquisto di terreni in società nella colonia agricola di Nahuel Huapi nella Patagonia argentina. Dal Perù
Il viaggio di Capraro toccò quindi anche il Cile e dal Cile Capraro attraversò il passo Pérez Rosales ai primi di aprile del 1903 ed eccolo arrivato quindi nella Repubblica Argentina. Egli raggiunse l'Amico al lotto numero 8 nei pressi del Rio Correntoso sul margine nord-ovest del lago Nahuel Huapi. I primi incontri in quella lontana terra ai piedi delle Ande Capraro li fece con gli indios, antichi abitatori di quei luoghi, e Capraro entrò subito in contatto con la locale comunità di emigranti europei, che in gran parte erano italiani e tedeschi. Si mise in società con l'Amico, cominciò a tagliare alberi, a segare tronchi, a coltivare la terra seminando mais, orzo, patate, barbabietole, piselli, persino a ricercare pepite e a costruirsi soprattutto la prima abitazione. Alla fine del 1903 ottenne l'incarico di realizzare una piccola costruzione abitativa a Porto Manzano. Il primo affare commerciale lo concluse con una compagnia cileno-argentina per la vendita di legname lavorato in una piccola segheria meccanizzata che fu la prima di quel territorio. Primo Capraro fece costruire e funzionare anche un mulino per la produzione della farina che commercializzò nell'intera Argentina. Lo sfruttamento agricolo del lotto assegnato a lui e al suo socio non rendeva molto, così Capraro si diede anima e corpo all'attività industriale che lo avrebbe reso famoso con il nome di El Constructor, ovvero il costruttore. Il 9 gennaio del 1905 Primo Capraro sposò Rosa Mayer, una tedesca conosciuta nel suo precedente soggiorno in Germania. Ebbero 3 figli, Francisco, Matilde e Luisa. Ben presto Primo Capraro divenne uno dei protagonisti della comunità di San Carlos de Bariloche, alla quale avrebbe dato un grande impulso. Intorno al 1915, costruitasi una nuova casa in via Neumayer, aveva fondato la società La Bellunese, e a tutt'oggi esistente, che si occupava di coltivazione e di allevamento di bestiame. Allo scoppio della Grande Guerra, la Compagnia Comercial y Ganadera Chile-Argentina vendette alla Compagnia di Capraro la propria sezione commerciale e industriale. Egli fu allo stesso tempo impresario, costruttore, commerciante, eccetera. Le attività gestite da Primo Capraro erano il fiore all'occhiello della città. E all'inizio degli anni 20 Capraro fu rappresentante e agente di parecchie importanti compagnie commerciali internazionali. Qualsiasi attività commerciale e industriale della zona di Bariloche vedeva sempre Capraro protagonista e attivo imprenditore. E fu attivo anche nelle imprese di trasporti, sia su strada che su battello lungo il lago Nahuel Huapi con le sue linee di navigazione. Anche la moglie Rosa affiancò l'attività imprenditoriale del marito, gestendo inizialmente una pensione, Osteria Dogna Rosa, il futuro Hotel Correntoso. Fra il 22 e il 23 nacque la leggenda del Plesiosauno, un'invenzione di Primo Capraro e dei suoi amici per favorire lo sviluppo turistico di Bariloche. Si disse che nel lago c'era un misterioso animale. Arrivò anche una spedizione scientifica americana, ma poi tutto si rivelò uno scherzo di carnevale. Nel 1924 la grande segheria di Capraro andò a fuoco, con tutte le attrezzature e le case degli operai. E Capraro nel 27 cominciò a organizzare delle escursioni turistiche in battello sul lago Nahuel Huapi. Il 70% delle costruzioni della zona era quindi affidato a lui e alle sue imprese. Alcuni lavori edili a lui affidati però cominciarono ad andare a rilento e per Primo Capraro iniziò una fase assai difficile. L'instabilità dei mercati internazionali poi si fece sentire anche in Sud America e all'inizio degli anni 30 Capraro dovette superare con fatica quella profonda crisi economica seguita al crollo delle borse. Ma Primo Capraro non mollò. Amato da molti, odiato da altri, sempre senza termini, o si stava con lui o contro di lui. Lottatore instancabile, di forte personalità, di carattere energico, amante del progresso e del lavoro, esigente nei confronti di se stesso e degli altri per raggiungere gli obiettivi sognati. Così di lui si parlava a quel tempo. Ma Capraro aveva un sogno,
l'ambizione di creare dei piccoli villaggi agricoli autonomi con scuole e asili sino a una ricca città industriale, generatrice di lavoro e di progresso. E il suo sogno includeva anche enormi impianti idroelettrici con strade carrozzabili per automobili, treni e aeroplani carichi di turisti. Al di sopra di tutto, Capraro poneva il turismo per una regione privilegiata da Dio. La stampa argentina parlava spesso di Capraro come di un grande esempio di imprenditorialità esercitata in una zona molto lontana e sperduta nell'immensa Patagonia. E all'inizio degli anni 30 bisogna dire che Capraro godeva di una grande stima in tutta l'Argentina. Era ben conosciuto negli ambienti di governo e della finanza di Buenos Aires, la capitale che dista ben 1600 km da San Carlos de Bariloche. Il 4 ottobre 1932 Primo Capraro morì nella sua casa di Bariloche in circostanze non del tutto chiarite. La sua scomparsa ebbe molta eco nella stampa e nell'opinione pubblica dell'Argentina. La città di San Carlos de Bariloche, riconoscente, gli dedicò poi anche un monumento e fu il giusto riconoscimento alla memoria di un protagonista della storia locale che fece grande il centro di San Carlos de Bariloche, che oggi è fra i più rinomati delle Ande. E spesso nel corso di questi 80 anni abbondanti i suoi amici e i loro discendenti si sono ritrovati davanti al monumento per celebrare degnamente il suo ricordo. San Carlos de Bariloche ci presenta due volti, ieri e oggi. Il nome Bariloche deriva da Mapuche, che significa popolo che abita dietro la montagna. Fondata intorno al 1895, prese il nome da Carlos Wiederhold, il quale aprì un piccolo negozio in prossimità dell'attuale centro argentino cittadino dopo aver attraversato anche lui le Ande dal Cile. Nelle lettere indirizzate a lui veniva chiamato erroneamente San Carlos invece che Don Carlos, il che forse spiega il motivo per cui la città poi fu chiamata San Carlos de Bariloche. Fu fondata ufficialmente quindi il 3 maggio del 1902 tramite un decreto del governo nazionale. Pensiamo che nel 1909 vi erano 1250 abitanti. C'era il telegrafo, l'ufficio postale e una strada che collegava la città con Neuquén. Il commercio, tuttavia, continuò a dipendere dal Cile fino alla costruzione della ferrovia nel 1934. Dagli anni 30 ad oggi San Carlos de Bariloche ha conosciuto un grande sviluppo. Nelle molte strutture turistiche e alberghiere sono gestite da discendenti di emigranti provenienti da Belluno e dai suoi dintorni, da Castellón, Borgo Piave e Borgo Prà. Oggi San Carlos è una città di circa 110.000 abitanti, è detta la Cortina delle Ande oppure la Svizzera argentina. È una famosa stazione sciistica che ha per punta di diamante le piste del Cerro Catedral. Fra il 1937 e il 1942 il direttivo dei parchi nazionali realizzò anche varie opere urbanistiche. Il centro civico, ad esempio, ospita una biblioteca, un teatro, un museo, il municipio, l'ufficio postale e la stazione di polizia. E in estate splendide spiagge come la Playa Bonita e Villa Tacul accolgono frotte di turisti e anche qualche coraggioso bagnante che sfida le acque del lago, sempre molto fredde. Il lago Nahuel Huapi, che ha una temperatura media di 14 gradi in estate, offre una grande attrazione anche per gli appassionati della pesca e Bariloche è la città più grande all'interno dell'enorme distretto dei laghi. Il trekking nelle montagne circostanti, quasi totalmente disabitate e selvagge, fatta eccezione per alcuni rifugi montani, è un'attività molto praticata. La città è anche famosa per la produzione di cioccolato. Possiede anche un moderno aeroporto in grado di ricevere qualsiasi tipo di velivolo. Le principali compagnie aeree argentine e alcune compagnie internazionali dei paesi confinanti volano regolarmente su Bariloche, specialmente durante la stagione sciistica. E una parte fondamentale nella realizzazione dell'aeroporto fu ricoperta da un altro bellunese, l'ingegnere Antonio Dalmassa. Prima di approdare in Argentina, egli lavorò per il Genio Militare in Africa, con opere civili primarie per conto del governo italiano, e in Italia con opere di fortificazione alla frontiera alpina. All'inizio del 1949 Dalmas prese in mano i lavori dell'aeroporto di Bariloche, bloccati per sopravvenute difficoltà tecniche e ambientali, e li concluse applicando tecniche innovative per quei tempi.
Dal massa ricorse all'utilizzo di manodopera specializzata bellunese, che oggi come ieri viene apprezzata e diventa anch'essa parte integrante e fondamentale della storia dell'emigrazione dei bellunesi nel mondo. Oggi San Carlos de Bariloche è sede anche di una fiorente comunità italiana che non ha dimenticato le antiche radici culturali, intrattenendo proficui rapporti con la madrepatria, con l'Italia, il Veneto, Belluno e Castion in particolare. E questo era Primo Capraro, dalle Dolomiti alle Ande, una bella vicenda umana e professionale. Dopo Primo Capraro veniamo ora ad un altro personaggio molto importante nella storia dell'emigrazione bellunese, nato ad Agordo. Si tratta di Tito Livio Burattini, che è stato il più grande scienziato agordino, e oserei dire anche il più grande scienziato bellunese e veneto se non italiano. Nasce ad Agordo l'8 marzo del 1617. Sua è una famiglia agiata dell'antica nobiltà rurale del luogo che nel 1617 fu investita appunto dal feudo di Susin di Sospirolo, e la madre di Tito Livio, Isabella Milo, è una istriano-veneta poi sepolta a Susin di Sospirolo. Tracce della presenza di questa famiglia ancora oggi si possono vedere ad Agordo in località Parec. L'indicazione della casa natale di Tito Livio è attestata anche dalla lapide che è stata affissa nel 1983. Non si sa nulla della sua vita e degli studi compiuti fino all'età di 20 anni. Sappiamo che abbandona molto giovane il suo paese per motivi imprecisati, però di certo legati a interessi archeologici e scientifici in genere. All'alta età di 20 anni lo troviamo infatti già impegnato fra le vestigia dell'antico Egitto, dove rimane dal 37 al 1641. In quegli anni riproduce i principali monumenti di 3 famose città simbolo dell'antica civiltà egizia. Riproduce i principali monumenti di queste 3 famose città, ma delle quali studia anche approfonditamente le piante. E intendiamo parlare di Alessandria, di Menfi e di Eliopoli. Burattini ha l'opportunità di esaminare anche le famose piene del fiume Nilo, ed inoltre è anche attratto dal fascino della piramide di Cheope. Dopo la proficua esperienza in terra egiziana fa ritorno in Europa, dove intraprendere un viaggio di studio. Per un anno viaggia fra Berlino, Vienna, Budapest e nel 1642 si stabilisce definitivamente in Polonia. A Cracovia, allora capitale della Polonia, conosce un allievo di Galileo. Si tratta di Monsignor Stanislao Pudlowski, rettore della locale università. L'illustre matematico polacco gli fornisce una copia di un manoscritto di Galileo. Si tratta della Bilancetta, un'opera giovanile di Galileo scritta nel 1586. L'opera di Galilei sarà in seguito pubblicata in Bologna nel 1656. Ma nel 1645 Burattini riprende l'argomento di Galilei con il titolo La bilancia sincera, assieme allo studio di una misura e di un peso universali. In quel periodo lavora e viaggia molto, viene anche in Italia, passa per Venezia e nei suoi viaggi allaccia rapporti di amicizia con numerosi scienziati del tempo. Nel 1647 illustra al re Ladislao IV di Polonia il progetto del dragone volante, un argomento che lo affascina sin dall'età adolescenziale. E quel progetto è un progetto di una macchina per il volo umano che però non sarebbe mai stato realizzato in concreto. Nel 1648 muore il re Ladislao IV di Polonia e quindi il progetto del dragone viene del tutto dimenticato. Però non viene dimenticato ad Agordo, dove se ne riparlerà in tempi più recenti in un convegno del 1983 che avrebbe ispirato a Vico Calabrò nella locandina dell'evento e nella copertina degli atti che qui vediamo in queste immagini. Tito Livio Burattini non si arrende e riprende a viaggiare per l'Europa. Nel 1650 è a Parigi e in quei tempi realizza dei prodotti ottici e anche dei prodotti di apparecchi astronomici commissionati da vari paesi europei. Le sue osservazioni in campo astronomico consentono alla comunità scientifica dell'epoca di individuare ad esempio le macchie del pianeta Venere. Burattini entra nei favori della regina di Polonia, Maria Luigia Gonzaga Nevers,
che nel 1652 lo nomina architetto del regno e suo tesoriere. E sempre nel 1652 la regina lo incarica di gestire le miniere di piombo e argento di Olkutsk. Negli anni 55 e 56 gli viene affidata una delicata missione diplomatica a Vienna. È incaricato di ottenere finanziamenti dall'imperatore d'Austria Ferdinando III utili a sostenere la guerra contro gli svedesi che invadono la Polonia nel 1658. Nel 1657 Burattini sposa la nobile e ricca Teresa Opatska, che gli darà 6 figli. Avendo ottenuto la direzione della Zecca di Stato, arriva a battere moneta per il re. Contemporaneamente viene inviato a Firenze alla corte del Granducato. Nel capoluogo toscano, Burattini allaccia rapporti amichevoli con il Granduca Ferdinando II de' Medici. Nel 1658 assolve in pieno gli obblighi che gli derivano dall'essere diventato cittadino polacco e si distingue nella guerra contro gli svedesi. Negli anni 61 e 62 è protagonista vittima di spiacevoli situazioni. Accusato di scorrettezza gestionale, deve dimettersi da direttore della Zecca. Riconosciuto innocente e reintegrato al suo posto, Burattini preferisce abbandonare l'incarico in Polonia e occuparsi della Zecca della Lituania. Seppur gravato da numerosi impegni pubblici, continua a occuparsi di indagini scientifiche. Burattini però deve sospendere le sue indagini nel 1672 per comandare la piazza di Varsavia minacciata dai turchi. Nel 1675 si trova nella capitale lituana Vilnius per definire una questione che gli sta molto a cuore, ma che in Polonia non ha potuto concretizzare. Finalmente egli riesce a trovare chi si fa editore della Misura Universale, l'unica sua opera che ha goduto della pubblicazione a stampa, realizzata nella locale tipografia dei padri francescani. E veniamo quindi all'argomento principale della vita di Burattini. Nei suoi ultimi anni Burattini si sente escluso dalla comunità scientifica, è afflitto dalla gotta e passa il tempo a rivendicare un credito dal Regno di Polonia. La morte lo coglie a Varsavia, povero e sofferente, il 17 novembre 1681. Ma questo Burattini è rimasto assai noto in Polonia, un po' meno in Italia, che merita di essere ricordato per 2 grandi risultati ottenuti in ambito scientifico. La bilancia sincera è un trattato che corregge e in parte modifica la posizione di Galileo sulla bilancia idrostatica, perché Burattini individua con più precisione i pesi specifici dei metalli preziosi. La misura universale stabilisce una misura lineare universale. Lo dice anche in queste frasi. Dunque, i pendoli saranno la base dell'opera mia, e da quelli cavarò prima il mio metro cattolico, cioè misura universale, che così mi pare di nominarla in lingua greca, e poi da questa cavarò un peso cattolico. Il metro cattolico non è altro che la lunghezza di un pendolo, di cui vibrazioni siano 3600 in un'ora, che io intendo d'un pendolo libero e non di quelli che sono attaccati agli orologi. Quindi questa misura universale, questo metro proposto da Burattini, è pari alla lunghezza di un pendolo che batte ogni secondo. L'incertezza nella misurazione della distanza portò l'ufficio dei pesi e delle misure a ridefinire nel 1889 il metro come la distanza fra 2 linee incise su una barra campione di platino iridio conservata a Sèvres presso Parigi. In Italia il metro venne introdotto con l'unità ed è basato sul campione conservato all'Istituto di Metrologia Gustavo Colonnetti del Consiglio Nazionale delle Ricerche a Torino. Il Burattini poi divide anche la sua misura universale in parti minori e individua anche la misura universale di peso, determinandola nel peso dell'acqua contenuta in un cubo il cui lato misura 1/16 del metro. E quindi l'indiscutibile merito di Tito Livio Burattini è quello di avere scritto per primo un trattato completo di metrologia, i cui principi e problemi enunciati si basano sul metodo sperimentale. Burattini scompare il 17 novembre 1681 affetto dalla gotta e anche in miseria. Si narra che non furono trovate nemmeno le risorse per pagare il funerale e il debito riconosciuto dallo Stato di Polonia nei suoi confronti sarà pagato agli eredi 4 anni dopo.
Il 17 novembre 2001 la Comunità Montana Agordina dedicò un convegno di studi a Burattini nel 320° anniversario della scomparsa. La città di Belluno gli ha intitolato una via e la natia Agordo gli ha intitolato la scuola primaria. A Tito Livio Burattini il giornalista Ilario Tancon ha dedicato la sua tesi di laurea che nel 2005 fu pubblicata dal Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche dell'Università di Trento. E nel 2008 il volume La Grande Cordata, supplemento alla rivista Le Dolomiti Bellunesi, pubblicò l'interessante saggio Perché il metro cattolico di Burattini è lungo 1 metro di Paolo Agnoli e Giulio Agostini. E l'11 novembre 2017, nel 400° anniversario della nascita, Agordo ha ricordato il suo illustre figlio in un convegno di studi organizzato dal Comune e dall'Unione Montana Agordina. Quindi Tito Livio Burattini è stato veramente il più grande scienziato agordini. E abbiamo parlato quindi di 4 esempi di illustri bellunesi che hanno onorato la propria terra con l'ingegno, l'eclettismo e la intraprendenza. Ma per finire, c'era una volta l'emigrazione e la storia continua. Continua attraverso, ad esempio, bellunoradici.net, il social network dei talenti bellunesi in Italia e nel mondo. E allora ha un senso l'illustrazione dei profili di illustri bellunesi del passato, perché è un processo che ha un futuro, perché oggi in tutto il mondo parecchi giovani stanno ricalcando le orme dei loro antenati e forse potranno scrivere importanti pagine di storia e di cultura come i loro antenati. Vi abbiamo presentato quindi questo ingegno bellunese che non conosce confini né di tempo né di spazio, queste storie poco note di illustri bellunesi nel mondo. E vi ringraziamo per la cortese attenzione. Grazie Dino per questo interessantissimo tuo intervento. Apro una parentesi e la chiudo subito. Vi ricordo che l'Associazione Bellunesi nel Mondo ha creato e ha avviato proprio nel 2021 una piattaforma e-learning, si chiama www.academiabm.it. Ci sono una serie di corsi, saranno sempre di più i corsi dedicati alla bellonesità, al Veneto, alla storia, alla cultura e ovviamente alla lingua. E se l'intervento di Dino Bridda vi ha appassionato, sappiate che nel sito www.academiabm.it troverete un corso dedicato a 20 figure specifiche nate e cresciute in provincia di Belluno che hanno reso onore il nostro territorio all'estero. Quindi se siete interessati l'indirizzo è questo, www.academiabm.it. Termina la terza parte della giornata dei Veneti nel mondo, la grande storia dell'immigrazione veneta. Facciamo una piccola pausa di pochi minuti, ritorneremo in diretta direttamente sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Rimanete quindi con noi, vi anticipo di cosa tratterà la quarta parte di questo evento della giornata dei Veneti nel mondo. Parleremo di una figura straordinaria, parliamo di Papa Luciani che poche settimane fa è arrivato l'annuncio ufficiale da parte di Papa Francesco che sarà beato, la beatificazione avverrà nel 2022, quindi abbiamo pensato di dedicare anche spazio a questa figura straordinaria di Albino Luciani che ha avuto un forte legame anche con l'emigrazione. E ovviamente parlerà di Papa Luciani il direttore della fondazione a lui dedicato, ovvero la Fondazione Albino Luciani. Stiamo parlando del direttore Loris Serafini. L'appuntamento tra pochi minuti sempre in diretta qui con noi. A presto!